A Mitrovica, dunque, la situazione è tenuta sotto controllo dalle forze militari internazionali, ma in minor misura si può dire la stessa cosa per tutto il Kosovo. Per esempio nella parte est del paese, controllata dall'esercito italiano. È il giorno di Natale a Villaggio Italia, la base militare del nostro contingente, situata sulle colline poco fuori dalla città di Peć. La base è dotata di moltissime strutture, tra cui bar, una stazione radio e addirittura una sauna. La vita qui scorre tranquilla. La mattina si è tenuta la messa di Natale e il pranzo è stato abbondante per tutte le truppe. Ma non si può certo dire che non si lavori. Lo stesso pomeriggio una pattuglia parte per sorvegliare il confine col Montenegro. Questi luoghi sono stati tristemente celebri durante la guerra. File di albanesi si accalcavano al confine per fuggire dalle violenze dei serbi. In risposta, finita la guerra, strutture serbe come questa vecchia caserma sono state distrutte. Oggi qui non si aggira quasi nessuno. Capita ogni tanto di arrestare qualche contrabbandiere, ma nulla più. Nonostante queste attività, per i nostri militari i contatti con la popolazione non sono molti. Uscendo al di fuori di pattuglia le persone sono cordiali con noi. Questo ci salutano sempre, i bambini soprattutto, quando ci vedono. Quello è bello. Quindi vi sentite quasi benvenuti, insomma. No, ma è ben visto sia l'esercito italiano che gli altri eserciti, per cui ci sono anche altre nazioni. Cioè si vede proprio che la gente ci vuole bene proprio. Ma le attività di ordine pubblico non sono gli unici compiti dei nostri militari. Vi sono anche operazioni di ricostruzione e sanitarie, come ad esempio il programma SIMIC che porta bambini kosovari a curarsi in Italia. Noi ci occupiamo di dare assistenza sanitaria alla popolazione autoctone. L'attività è volta soprattutto a dare assistenza ai bambini dai 0 ai 18 anni. Le patologie più diffuse sono quelle ematologiche, oncologiche e cardiologiche. Dal 1 gennaio del 2007 adesso sono circa una novantina di casi, quasi tutti andati a buon fine. Praticamente tutta la popolazione autoctona viene qui a Villaggio Italia per appunto avere la possibilità di avere questo supporto sanitario. Ma in che stato versa la sanità in Kosovo? Siamo andati nell'unica vera struttura di sanità pubblica presente nel paese, l'ospedale universitario di Pristina, per vedere con quali mezzi le strutture pubbliche si occupano della popolazione. As a university clinical center, we provide tertiary healthcare for all countries, so for more than 2 million citizens. The budget is very low. After the war, for 2 or 3 years, we had at that time a lot of donation from many NGOs and government institutions, but now actually we don't have any kind of donation, unfortunately, so the needs are also very, very high. We don't have cardiosurgery yet, we don't have oncology, so our patients are forced to go abroad and to be treated in other countries in the region. Ma la sanità non è l'unico problema. Anche l'energia è un punto chiave nel futuro sviluppo del paese. Questo è il rumore di fondo del Kosovo, un generatore elettrico. A Pristina ogni esercizio commerciale, ogni ufficio, ogni hotel ha il suo. Bisogna saper fronteggiare i blackout, che sono all'ordine del giorno e colpiscono sia abitazioni che i moderni centri commerciali. Certo, c'è anche qualche spreco, ma il problema è strutturale. In tutto il paese sono solo 2 le centrali elettriche e non riescono a coprire il fabbisogno della popolazione. Questa è la più vecchia delle 2 centrali, Kosovo A. Si trova ad Obilic, pochi chilometri dalla capitale. Inaugurata nel 62, produce 800 MWh e brucia 3.500 tonnellate di lignite al giorno. Secondo un rapporto del Ministero dell'Ambiente, la centrale emette 2,5 tonnellate di ceneri ogni ora, superando di 74 volte il limite europeo. Nell'area di Obilic-Kastriot, queste polveri sono responsabili del 48% dei casi di mortalità infantile. Attualmente è stato indetto un appalto da 3,5 miliardi di dollari per la costruzione di una nuova centrale a lignite, Kosovo C. Lo statunitense Steven Shook, numero 2 della missione ONU, è sotto indagine per la gestione poco trasparente dell'affare. L'associazione Çohu
che si batte contro la corruzione, ha denunciato il governo kosovaro di essere coinvolto nella vicenda. We are trying to monitor this very closely. We do see a lot of signs that they are actually mingling something there, so that a certain company says who is very much close to the actual leadership of UNMIK and the former government of Kosovo will win the tender. Energia, corruzione, sanità, ordine pubblico. Al di là della convivenza tra etnie, i problemi in Kosovo rimangono numerosi. Problemi che spesso è difficile portare alla luce, come spiega Bekim, giornalista della testata Infopress, che ci racconta lo stato dei media in Kosovo. Roli media është jo nivelin e dëshirueshëm, jo nivelin e mirë shumë. Për shembull, gjendja financiare e medjave nuk është shumë e mirë. Edhe shumë organizata publike të cilat i financojnë mediat mundën mi kontrollu përmes parave. Për shembull, të reklamat, ato nuk i financojnë nëse mediat zbulojnë skandale të caktuara ose sene. Domethënë, gjendja tyre ekonomike e mediave nuk është e mirë dhe tash shteti mund mi kontrollu përmes parave, sa do pak media. Il futuro qui è un'incognita, e non solo per i giovani. Un'incognita che forse può essere risolta solo da chi vive e lavora qui da molto tempo e ha visto questa regione crescere. È il caso di Patrick Mura, responsabile della sede staccata dell'ambasciata italiana di Belgrado a Pristina. A lui abbiamo chiesto la domanda che abbiamo rivolto a tutti. Il Kosovo è pronto per essere indipendente? Da un punto di vista meramente tecnico, amministrativo, hanno accumulato in 8 anni le competenze e le abilità per gestire una struttura amministrativa adeguata a queste dimensioni. Discutere se l'intera popolazione del Kosovo, tutte le sue etnie, siano pronte a gestirsi da soli, a un'indipendenza in cui ogni problema etnico deve essere risolto in casa, questo è ancora aperto al dibattito. Il Kosovo diventerà indipendente. Una nuova nazione sta sorgendo in seno all'Europa. Uno Stato che avrà anche la sua bandiera, ma che, sotto quei colori, ancora non esiste.